Buongiorno a tutti signori, bentornati sul nostro canale, i signori di Napoli. Oggi in questo video vi voglio dare degli aggiornamenti importantissimi riguardo al calciomercato del nostro Napoli, con attenzione signori perché Manna è stato avvistato a Londra in un vero e proprio blitz di mercato. Attenzione perché il calciomercato del Napoli è ufficialmente iniziato. In questo video vediamo un paio di aggiornamenti relativi a due nomi clamorosi che potrebbero far parte del nostro Napoli nella prossima stagione. Prima di continuare vi ricordo come sempre di iscrivervi sul nostro canale, i signori di Napoli, di attivare la campanella delle notifiche e se vi va vi potete abbonare per sostenere la nostra redazione. Detto questo, signori, iniziamo con una curiosità, con l'intervista che McTominay, il nostro centrocampista, ha rilasciato al The Athletic, una lunga intervista dove Scott McTominay ha svelato di fatto anche i motivi per cui ha scelto di lasciare il Manchester United dopo tanti anni. Infatti lo scozzese, come sapete, era un'eterna riserva, pur entrando e segnando tanto, non veniva schierato dall'inizio praticamente mai. In più, se ricorderete bene, non giocava, giocava in ruoli non suoi, quasi con compiti molto ma molto più difensivi. Lui, che si è sempre sentito un centrocampista, in realtà molto più offensivo, come tra l'altro lo ha dimostrato al Napoli. Il giocatore infatti ha confermato alla rivista che lui si sentiva molto più a suo agio nelle azioni offensive, comunque visto anche la sua capacità di entrare in area, no, e di segnare, di fornire assist, ma comunque diciamo che è sempre, ha detto appunto di essere sempre stato disponibile verso l'allenatore, verso lo United, ma con la consapevolezza che se avesse avuto modo di trasferirsi per andare a giocare di più avrebbe colto subito l'opportunità, e quando l'ha chiamato il Napoli non ci ha pensato due volte. Si ispira a Paul Pogba, ovvero o meglio quello che era una volta Paul Pogba, e comunque McTominay, bisogna dirlo signori, sta dimostrando tutto il suo valore, tanto che è una pedina fondamentale per il nostro allenatore Antonio Conte. Detto questo signori, chiusa questa piccola parentesi, vi svelo un attimo quelli che sono gli aggiornamenti di mercato del nostro Napoli. In particolar modo Manna starebbe accelerando per una situazione, e poi attenzione perché la seconda è veramente qualcosa di clamoroso. Infatti Manna sta accelerando, come vi abbiamo già accennato nel video di ieri e comunque di qualche giorno fa, per un giocatore che milita nell'Udinese. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Solé, difensore dell'Udinese, ottimo marcatore che sta facendo la differenza nel club friulano in questa stagione di Serie A. Sarebbe perfetto come sostituto di Buongiorno. Ricordiamo che il Napoli la prossima stagione probabilmente giocherà con un 4-3-3, visto anche l'ottima prestazione contro il Milan, e soprattutto avrà bisogno di una rosa più ampia a livello qualitativo, soprattutto nel reparto difensivo. Solé, il candidato numero uno a vestire azzurro, è già partita la trattativa, una trattativa serrata che Manna vorrebbe chiudere nel miglior tempo possibile per evitare di arrivare quest'estate dove Solé potrebbe diventare protagonista di un'asta internazionale. Perché al posto di Buongiorno, o comunque come alternativa di Buongiorno? Perché Ratmani è considerato da Conte un difensore molto tattico che sa coprire benissimo gli spazi e guidare la difesa, quindi in questo momento Ratmani non ha un vero e proprio sostituto, mentre Buongiorno può alternarsi con Solé, perché nonostante Buongiorno, per carità di Dio, sia un ottimo marcatore, un ottimo difensore, uno dei migliori, comunque potrebbe aver bisogno di un ricambio. Solé farebbe al caso suo. Secondo nome, qui ragazzi tenetevi forte, è lui. Ve ne avevamo già parlato tempo fa, di questo giocatore, appunto, tenetevi forti, Rafael Leao, che per una cifra importante potrebbe lasciare il Milan che non parteciperà alla prossima Champions League, quindi potrebbe dover vendere un paio di suoi senatori per finanziare il prossimo mercato, che sarà per
per il Milan appunto un mercato di totale rifondazione. Raffaele ha una clausola da oltre 100 milioni che nessuno ovviamente pagherà neanche all'estero, ma attenzione perché il nostro Napoli, forte degli introiti derivanti da Kvaratskhelia e Osimhen, potrebbe affondare il colpo. Inutile dire, signori, che un Napoli con Leao farebbe veramente i buchi in terra. Detto questo, signori, commentate, ditemi cosa ne pensate di Solé e di Rafael Leao, se secondo voi sono ottimi nomi per il nostro Napoli. Vi ripeto, signori, attivate la campanella delle notifiche perché il calciomercato del Napoli sta per entrare nel vivo. Grazie per essere stati con noi.